Eccoci, siamo alle Zattere a Venezia con il fumettista Maurizio Amendola. Tra le mani ha un foglio di disegno. Che cosa rappresenta? Rappresenta una cosa che ho sempre pensato fin da bambino. Io fin da piccolo sono stato sempre attratto, sempre stato interessato dalle persone diverse da me, che avevano una cultura diversa, che avevano tratti somatici diversi, parlavano un'altra lingua, colore diverso dalla pelle, un'altra religione. E mi piaceva sempre incontrare queste persone, per cui ho fatto qui ecco, una gondola di bambini un po' del mondo, sperando che crescendo possano continuare a essere così. Qui c'è la mia caricatura, autocaricatura. Simpaticissima. Ecco. E questo foglio di disegno andrà a Beirut e verrà completato da un collega del Libano, della terra dei cedri. Benissimo, sono felice. Grazie.